Amici carissimi, ben ritrovati in questa seconda tappa del nostro viaggio in Sicilia dell'estate 2026. Vi ringraziamo davvero tantissimo per l'attenzione e per i numerosi commenti che ci avete lasciato sul primo video. Questa volta ci fermiamo a Giardini Naxos, dove vi facciamo conoscere l'area sosta Eden Parking e il bellissimo mare di questa località, per poi accompagnarvi in gita a Taormina, Castelmola, l'Isola Bella, fino ad arrivare alle spettacolari Golle dell'Alcantara. Insomma, una tappa lunga ma davvero strepitosa, elegante, gustosa, colorata e ricca di emozioni. E come sempre, lungo il percorso vi sveleremo anche tanti piccoli trucchi e accorgimenti che abbiamo scoperto sul campo e che possono fare davvero la differenza per godersi al meglio questa avventura in camper. E allora mettetevi comodi e seguiteci fino alla fine, perché questa volta di cose da vedere e anche da scoprire ce ne sono davvero tante. Appena usciti dall'autostrada a Giardini Naxos, seguendo il nostro navigatore, ci dirigiamo alla frazione di Recanati, dove si trova l'area sosta Eden Parking, che questa volta abbiamo deciso di provare. Svoltiamo a sinistra su via Stracina, dove incontriamo per prima l'area sosta Lagani. Qui siamo già stati ben 2 volte e la consideriamo una delle migliori aree sosta che conosciamo, sempre impeccabile, ordinata, accogliente, gestita in modo molto cordiale e disponibile. Però non vogliamo ripetere sempre le stesse esperienze e amiamo un po' il brivido del rischio. Così adesso proseguiamo per altri 20 metri ed imbocchiamo il vialetto che porta all'adiacente Eden Parking. Purtroppo la prima impressione è deludente per via di sacchi di spazzatura che troviamo prima di entrare nell'area, che non fanno certo un bel vedere. Per fortuna il giorno dopo era sparito quasi tutto. Da questa ripresa con il drone vediamo che davvero le 2 aree sosta, Lagani che sta a sinistra ed Eden Parking, la fascia a destra, sono direttamente confinanti, ma anche molto simili per forma e dimensioni. Eden Parking si trova in una posizione strategica e comoda, a circa 500 metri dalle spiagge e vicina al centro di Giardini Naxos. A piedi si raggiungono negozi, supermercati, ristoranti, bar e locali. La stazione degli autobus extraurbani è a circa 300 metri. Proprio davanti all'area sosta troviamo il parco del sito archeologico di Naxos, mentre a breve distanza, raggiungibili con i bus di linea, abbiamo Taormina e Castelmola, l'Isola Bella, le Golle dell'Alcantara, l'Etna e Catania. Appena entriamo in area, ci fermiamo alla casetta della reception, ma non c'è nessuno. È esposta la tabella dei prezzi per tutto l'anno e viene ribadito il prezzo nel periodo corrente. A luglio abbiamo pagato 24 euro al giorno, più la corrente elettrica a consumo per 50 centesimi al kilowattora. Però resto sorpreso dal cartello scritto soltanto in tedesco, Keine Hunde auf dem Parkplatz, che significa niente cani in area sosta. Più tardi ho chiesto al ragazzo che ci ha sbrigato le pratiche del check-in e mi ha confermato che i cani qui non sono ammessi. L'area conta circa 30 piazzole su terreno misto, erba e ghiaino, prevalentemente pianeggiante, parzialmente ombreggiate. Noi siamo rimasti 3 notti e non abbiamo mai visto il titolare, soltanto c'erano 2 ragazzi stranieri che si alternavano e che parlano e comprendono pochissimo l'italiano, molto meglio il tedesco. Nell'area troviamo un punto relax con una macchina del caffè e bevande calde e una piccola libreria variamente rifornita. Quando viene dato spazio alla cultura, nel mio metro dei valori il giudizio sale tantissimo, soprattutto per la sensibilità che dimostra. Abbiamo poi 2 ampie e pulite cabine doccia a gettone e 2 lavatrici sempre a gettone. Altre 2 docce calde e poi una serie di lavelli all'aperto per le stoviglie, ma con un grado di pulizia un po' scarso. Ci sono anche delle docce fredde gratuite.
Più avanti c'è la struttura con i bagni, che ho trovato puliti, in ordine e funzionali. Di fianco ai bagni c'è una completa e ordinata isola ecologica con i cassonetti differenziati e subito dopo la vasca per lo scarico della cassetta WC, che ho trovato davvero valida per la profondità, che evita che si propaghino spruzzi indesiderati. Subito davanti si apre il piazzale con la grata per lo scarico delle grigie. Oltre all'area principale c'è anche una grande zona laterale, completamente senza ombra, ma ogni piazzola ha in dotazione un proprio lavello con dei piani di appoggio. Credo che questa zona sia la preferita dagli ospiti che vengono a svernare nei mesi freddi. Nel tardo pomeriggio, quando la gran calura si smorza un po', usciamo a piedi per andare alla spiaggia di Schisò, vicino al porticciolo di Giardini Naxos. In tutto sono 500 metri su strada tranquilla, per la maggior parte in piano e soltanto alla fine con una lieve discesa. Troviamo un'ampia spiaggia sabbiosa libera, confinante con uno stabilimento balneare attrezzato. Però l'accesso alla battigia e al mare si restringe tantissimo, come in una specie di imbuto stretto tra la spiaggia attrezzata e la piccola diga di massi che la separa dal porticciolo. L'acqua è pulitissima e il fondale sabbioso e compatto, sicuramente adatta ai bambini. Ragazzi, si cena questa sera. Veramente si sta benissimo anche fuori, l'aria fresca e si mangia benissimo. E ovviamente cosa mangiamo? Qualcosa di tipico siciliano? Ah no, mangiamo praticamente la tagliata che abbiamo comprato domenica scorsa a Lavarone in montagna, provincia di Trento. E per contorno abbiamo erbette cotte di montagna. D'altra parte si sa, il camperista è fatto così, compra una roba qua e la mangia 1500 km più in là, il camper gira e questo è il bello, no? Si mangia, noi viviamo l'Italia anche in differita, ma sempre in prima persona. Ecco ragazzi, con un bicchiere di vino sincero in mano, stavo ripensando ai 2 giorni che abbiamo fatto di corsa attraverso tutta l'Italia per arrivare fino a qui, e il pensiero che mi è venuto, proprio quello che è venuto spontaneo, veramente in automatico, è quello che mi ha fatto dire: però quanto bella è l'Italia, tutta veramente una meraviglia, è una cosa stupenda, meravigliosa. Ragazzi, abbiamo una fortuna immensa ad abitare qui in Italia e poterla girare così liberamente. Continuiamo così, alla salute e buoni chilometri a tutti. Di notte l'area sosta è ben illuminata e tranquilla, anche perché in questi giorni è quasi completamente vuota. Dopo la cena di montagna e tanti pensieri positivi evocati dall'entusiasmante viaggio che ci ha fatto così facilmente percorrere tutta la penisola e incontrare e conoscere persone e luoghi davvero fantastici, adesso, anche se molto stanchi, decidiamo di fare una piccola passeggiata in paese. Confinante con l'Eden Parking, sul lato opposto alla S. Lagani, è attivo un grande Luna Park. E infatti dal camper si sente bene la musica e il divertimento dei ragazzi, ma in definitiva non è assordante e non disturba. Poi in realtà di notte chiude presto. Tutte le mattine arriva in area sosta il furgoncino del fruttivendolo che porta prodotti locali di ottima qualità. I prezzi sono però identici a quelli che troviamo in negozio a Padova. Fatta la spesetta, in pochi minuti raggiungiamo a piedi la stazione dei bus, dove compriamo i biglietti per Taormina. Converrebbe comprare subito l'andata e ritorno, ma noi abbiamo in programma di fare un tour ad anello e così per questa tratta prendiamo la sola andata. In ogni caso la differenza di prezzo è minima. I bus per Taormina sono molto frequenti e tutti i passeggeri devono avere posto per viaggiare seduti, altrimenti non fa salire. Ma ora i posti non mancano. L'aria condizionata è sparata al massimo e noi chiudiamo le bocchette dritte sul collo. La corriera viaggia veloce e sale con impressionante sicurezza i tornanti che portano in città, regalandoci brevi frammenti di panorami straordinari.
Il tragitto richiede circa 30 minuti e si scende al terminal Interbus, da dove ci incamminiamo in leggera salita per raggiungere il centro. Ci soffermiamo ad ammirare le cabine della funivia che arrivano 4 alla volta dalla spiaggia di Mazzarò. Dalla stazione del bus alla porta Messina, che si apre sul centro di Taormina, sono circa 500 metri. Subito la città ci accoglie nella sua elegante confusione. Sulle vie pedonali incontriamo la gente più varia e proveniente da ogni dove. Dalle famiglie con i neonati che escono dalla pasticceria ai personaggi alla moda che entrano nelle boutique armati di carte di credito senza fondo. Noi, per curiosità, percorriamo fino alla fine via del Teatro Greco. Per l'ingresso all'iconico monumento ellenico si pagano 14 euro, ma fino a 18 anni di età è gratuito. Noi lo abbiamo già visitato qualche anno fa e adesso vogliamo completare il nostro giro veloce prima di raggiungere la prossima meta della giornata. Scendiamo i vicoli a scale per raggiungere l'incantevole parco della villa comunale, dove ritemprarci all'ombra tra magnifici fiori e alberi frondosi. Ma quando arriviamo un laconico cartello dice «Oggi chiuso». Abbiamo scoperto che erano in corso i preparativi di un enorme evento di alta moda organizzato da Dolce & Gabbana, che sono profondamente legati a Taormina. Riusciamo comunque ad ammirare uno straordinario panorama che spazia fino all'Etna nel breve periodo di pausa tra due grandi e prolungate eruzioni. Cerchiamo allora un po' di conforto nella pasticceria Minotauro, dove ci fanno entrare nel laboratorio ad osservare i pasticceri intenti a creare le loro opere d'arte. Buongiorno, che profumo! Estate in Sicilia, che dolce Maria, cannoli e arancini, vita mia, amici veri che ci aspettano. Ammiriamo l'infinita varietà di lecornie esposte sul bancone e prendiamo 2 cannoli classici, così tanto per aprire la lunga serie di questa vacanza. Com'è? Molto buoni, ma forse un po' troppo dolci, il nostro giudizio condiviso. Proseguiamo lungo il bellissimo corso Umberto, delimitato dai ricchi palazzi storici. Ci fermiamo nella grande, bella e panoramica piazza 9 Aprile, praticamente una terrazza che si apre su un panorama unico nel suo genere, il mare e il vulcano in un solo colpo d'occhio. Saliamo la scalinata a doppia rampa che conduce al sagrato della chiesa di San Giuseppe. Si tratta di un edificio barocco costruito tra la fine del 600 e l'inizio del 700. L'interno è a navata unica, con stucchi settecenteschi e motivi floreali e una cupola affrescata. Usciamo e torniamo sui nostri passi. Il nostro souvenir di Taormina finisce qui. Oggi vogliamo andare più in alto, dove non siamo stati mai. Alla biglietteria dei bus compriamo 2 andate e ritorno per Castelmola. Siamo davvero fortunati, il primo bus in partenza è di quelli rossi senza vetri, niente aria condizionata a manetta e niente riflessi davanti ai panorami. Andata e ritorno per 2 persone con l'autobus rosso qui aperto e abbiamo speso 6 euro di tutti e 2. Mentre prima per salire da Giardini Naxos a Taormina abbiamo speso 3,80 euro sola andata per tutti e 2. Ci prepariamo ad un'avventura di viaggio che, nel suo piccolo, ci richiama i percorsi estremi sulle Ande.
Il viaggio è di circa 6 km con un dislivello di 320 metri e richiede al bus oltre 15 minuti. Non so come abbia fatto ad arrivare fin qui, ma l'autobus ci lascia in piazza Sant'Antonio, in centro del paese. Qui, oltre la pizzeria Nina, si ammira un panorama strepitoso. Chiediamo consiglio per mangiare e ci propongono con nonchalance il bar Turrisi. Entriamo e scopriamo che si tratta di un locale storico famoso in tutto il mondo per i suoi arredi, diciamo ispirati alla virilità e alla mitologia greca. Il bar si sviluppa su 4 piani e dalle terrazze si gode la vista sulla piazza e sul borgo. Mangiamo una buonissima caponata di melanzane e 2 arancini e per finire prendiamo il tipico vino alle mandorle servito su assurdi bicchierini a forma anatomica, compresi nel prezzo. Usciamo e girovaghiamo tra i vicoli pittoreschi fin davanti alla chiesa madre, anche questo un punto straordinariamente panoramico. Saliamo un po' di scale lungo i vicoli che nella loro semplicità evocano storie lontane, sino a quando imbocchiamo la lunga scalinata che conduce all'antico castello di Mola, che sovrasta la città e tutto il golfo sottostante. In cima troviamo i ruderi dell'antica fortezza di origine probabilmente bizantina, IX-X secolo, e poi ristrutturata in epoca normanna. Si conservano soprattutto tratti delle poderose mura e i resti di un mastio a pianta quadrangolare. Torniamo in piazza Sant'Antonio e l'autobus di linea, questa volta uno di quelli chiusi, è già pronto per la partenza. Ci porterà al terminal di Taormina e da lì prenderemo un bus diretto a Letojanni, ma noi scenderemo alla fantastica Isola Bella, un nome, una promessa mantenuta. Chiediamo all'autista di farci scendere davanti al ristorante Bella Assai e, per il ritorno, la fermata è proprio dall'altra parte della strada. Da qui si scende in spiaggia attraverso una bella ma piuttosto lunga scalinata. La spiaggia è molto affollata, ma riusciamo comunque a trovare un fazzoletto libero, fatto di un piacevole ghiaino, che, appena entriamo in acqua, si trasforma però in grossi sassi scivolosi e sconnessi. Le scarpette da mare sono praticamente d'obbligo. Attraversiamo a guado quello stretto corridoio di ghiaia e ciottoli che, quasi affiorando dall'acqua, sembra unire l'Isola Bella alla Sicilia. Ma la sorpresa arriva dall'altra parte. Scopriamo infatti che l'Isola Bella è una riserva naturale orientata e che per accedervi bisogna rispettare alcune regole e pagare un biglietto.
L'accesso costa 6 euro e non sono ammesse persone in costume da bagno né a piedi nudi. Forse c'è chi affronta il guado in giacca, cravatta e scarpe di vernice. Dopo un bel bagno ed esserci crogiolati a lungo al sole, risaliamo alla fermata del bus. Ragazzi, buongiorno! Buongiorno. Questa notte abbiamo dormito molto bene in camper, era fresco, veramente fresco, abbiamo trovato la soluzione giusta e poi ve la racconterò. No, ma davvero, si sta benissimo. Questa mattina quando ci siamo svegliati in camper era ancora fresco e fuori invece faceva un gran caldo sotto il tendalino. Adesso siamo scappati via, siamo già all'ombra degli alberi e anche oggi faremo un giro in autobus come quello di ieri, più o meno. Ieri è stato molto ma molto faticoso perché sali, scendi, girare per Taormina piena di gente, poi su a Castelmola, veramente impegnativo, molto bello, E poi Valeva giù, la pena. ne valeva la pena, sì. E poi giù all'Isola Bella, che meraviglia anche quella, abbiamo fatto un bellissimo bagno, anche lì su una spiaggia molto affollata, però la sera eravamo proprio stanchi. Quando siamo arrivati ci siamo mangiati una mozzarellona di quelle di Caianello, gustosissima, e del pomodoro che abbiamo comprato ieri qua da tutti i vendolinari di sosta. Quindi ottima cena leggera. E poi ho lavorato un pochettino al computer e adesso siamo di nuovo qui pronti per partire. Così eccoci davanti alla stazione dei bus di Recanati, perché questa volta vogliamo andare alla scoperta di un posto che speriamo sia bello fresco e rintemprante, le Gole dell'Alcantara. Il biglietto di andata e ritorno costa 4,20 € a persona e l'autobus da prendere è quello diretto a Francavilla. Anna Maria resta ammirata dalla maestria e dalla sicurezza con cui la nostra autista guida la corriera su queste strade strette e tutte curve. Non sono strade terribili e si possono fare anche in camper, ma in alcuni punti era proprio da applauso. Il panorama è bello e suggestivo e devo dire che già l'inizio di questa giornata promette bene. La distanza è di circa 15 km e il viaggio dura una mezz'ora. Proprio di fronte alla fermata troviamo un grande parcheggio, aperto dalle 9 alle 18, senza servizi, dove la sosta dei camper costa 17 € per mezza giornata, oppure 25 € per l'intera giornata. Peccato che alle 18 il parcheggio chiuda e tutti devono uscire. Più avanti troviamo invece un piccolo parcheggio comunale, aperto dalle 9 alle 19, dove per i camper è prevista la sosta di mezza giornata al costo di appena 5 €. Ma veniamo all'accesso alle Gole. L'ingresso è a pagamento, ma attenzione perché qui c'è una differenza davvero importante. Se entrate dall'accesso privato, quello dotato di ascensore e di altre facilitazioni, il biglietto costa ben 30 € a persona. Se invece acquistate il biglietto qui, all'accesso comunale, senza ascensore, costa, udite udite, appena 2 € a persona e vale per tutta la giornata. Naturalmente in questo caso bisogna mettere in conto di scendere e poi risalire ben 223 gradini e non sono certo dei più facili. Perciò, per chi avesse difficoltà a fare le scale, l'accesso privato diventa praticamente indispensabile. Comunque sia, anche una volta arrivati giù, muoversi lungo le Gole non è proprio una passeggiata per tutti. Superiamo il controllo biglietti e ci avviamo sulla lunga scalinata, panoramica e tutta all'ombra. Noi scendiamo lenti e facciamo da tappo ai giovani che ci seguono, così ci fermiamo in parte. Ragazze in gruppo scendono bardate di tutto punto per sperimentare il body rafting. In pratica risalgono il fiume a piedi e a nuoto controcorrente tra i basalti colonnari,
Poi si lasciano trasportare dalla corrente verso valle, scivolando tra rapide piccole cascate e pozze naturali, usando il corpo come una zattera, in un'esperienza adrenalinica e immersiva, sempre accompagnati da guide e soccorritori fluviali. Cediamo volentieri il posto a chi vuol provare. Ai piedi della scalinata troviamo un piccolo bar, dove torneremo più tardi a prendere qualcosa. Ed ecco che davanti a noi si apre un incredibile scenario. Sistemiamo la nostra roba al sole sulla piccola spiaggia di Gheino e subito ci precipitiamo nella corrente gelida del fiume in cerca di refrigerio. C'è una bella corrente, eh? Le gole dell'Alcantara sono uno dei luoghi più straordinari e suggestivi della Sicilia orientale. Un canyon stretto e selvaggio, scavato dal fiume Alcantara attraverso antiche colate di lava basaltica dell'Etna, tra Motta Camastra e Castiglione di Sicilia. Le pareti, dalle tante sfumature e venature, alte fino a 50 metri e in alcuni punti larghe appena 2 o 3 metri, sono formate da basalti colonnari, prismi esagonali e pentagonali che si innalzano come canne d'organo, si piegano ad arpa o si aprono a ventaglio. Un'architettura naturale nata dal rapido raffreddamento della lava a contatto con l'acqua migliaia di anni fa. L'acqua del fiume, limpida e fredda anche in piena estate, scorre tra queste sculture di pietra nera creando pozze, cascate e giochi di luce. Entrare nelle gole significa scendere in un mondo sospeso fra fuoco e acqua, dove il tempo sembra essersi fermato e ogni parete racconta la forza primordiale del vulcano. Un paesaggio inconsueto per i nostri sensi, che, potente e misterioso, ci lascia senza fiato. Ci sono ovunque molte persone a godersi questa meraviglia della natura, ma non c'è ressa e niente disturba il senso di contatto personale con questo ambiente unico e impressionante. Sentiamo l'acqua gelida penetrare nelle ossa, ma proseguiamo camminando controcorrente tra le rocce per circa 200 metri, fino a quando incontriamo delle guide che ci segnalano una situazione di pericolo. Subito più avanti c'è una pozza profonda e sotto il fondo non è stabile, ma molle e si sprofonda ancora, oltre alla forza della corrente che diventa ad un tratto impetuosa. Bisogna passare sulla parete. Noi ci fermiamo qui, è già fin troppo emozionante. Torniamo alla spiaggia dove la gola si allarga. Ma la nostra roba è sotto un sole cocente e non si resiste, perciò ci spostiamo sul lato opposto del fiume, dove c'è ancora un angolino in ombra. Ecco il miglior consiglio di questo video. Quando arrivate, sistematevi prima degli altri finché c'è posto da questa parte, perché nelle ore centrali vi consente di restare in ombra. La benedirete. Facciamo selfie. Pronti? Dopo pranzo andiamo al bar a prendere un gelato e chiediamo di poter andare in bagno.
Purtroppo rispondono che qui non c'è nessun bagno, bisogna risalire i 223 gradini e tornare alla biglietteria. Vabbè, ormai tra poco prendiamo la via del ritorno. Prima però esploriamo anche la parte del fiume che prosegue su un letto più largo, ma pieno di massi. Così focalizziamo anche l'ascensore dei 30 euro. Certo, non è invisibile la lunga struttura in cemento. Adesso risaliamo a piedi fin sulla strada con un po' di fiatone e tante tappe panoramiche. Ed eccoli i 2 WC gratuiti, senza lunghi tempi d'attesa. Chi si farà attendere, invece, è l'autobus del ritorno. Ci eravamo sincronizzati con gli orari esposti alla fermata, ma questi si sono rivelati del tutto inutili e neppure Google aveva la risposta esatta. Alla fine sono arrivati dei ragazzi stranieri e subito dopo ecco l'autobus. Ho chiesto come facessero a conoscere l'orario preciso. Semplice, avevano acquistato i biglietti direttamente sul sito di Interbus e lì era tutto chiaro. Quindi, per conoscere l'orario, basta simulare l'acquisto del biglietto online. Una bella dritta anche questa. Arriviamo all'Eden Parking che sono appena passate le 17, ma abbiamo ancora voglia di fare un tuffo al mare e soprattutto di rivedere la spiaggia lungo il torrente dove eravamo stati le 2 volte precedenti. Così imbocchiamo il vialetto che si apre tra il torrente Santa Venera ed il confine sud del parco archeologico, sapendo che ci porterà in una bellissima spiaggia. Ben prima di arrivare al mare ci accorgiamo però che qualcosa è successo e infatti non riconosciamo più la foce del torrente che adesso si perde in un ampio terreno sconnesso ed il sentiero, quando svolta a sinistra parallelo al mare, mostra i segni di una grave frana. Ora l'accesso alla bellissima spiaggia sottostante è diventato pericoloso e richiede di passare molto più avanti. Dov'era l'elegante lido L'Aurora Celeste, adesso troviamo un cumulo di macerie. Siamo sconvolti e ci ricordiamo che proprio a gennaio di quest'anno avevamo visto al TG le mareggiate del ciclone Harry che proprio sulla costa ionica si erano portate via il litorale. Le onde hanno eroso e in alcuni tratti quasi cancellato la spiaggia, distrutto muretti e ringhiere del lungomare. Diversi stabilimenti balneari sono stati devastati e in alcune zone, come qui, la costa è stata profondamente modificata. Il mare, però, è rimasto comunque molto invitante. Scendiamo e ci facciamo un bagno ristoratore. Ecco ragazzi, guardate qui com'è limpida l'acqua, sì che è abbastanza profonda, fondale di sassi, massi, pietre. E lì abbiamo tutta la scogliera di pietra lavica e qui c'è il Pirata Beach. Questa è l'ultima sera che trascorriamo qui a Giardini Naxos e ci resta ancora una cosa da riprovare. Nel settembre 2020 eravamo stati a cena dall'Angelina, un ristorante che vive da oltre 60 anni sul porticciolo dei Giardini Naxos, in una posizione strategica proprio fronte mare, con vista mozzafiato su Taormina e Castelmola. Non vorremmo mai che fosse cambiato qualcosa anche lì. Pasta alla norma, caponata di melanzane e peperoni, pesce spada alla messinese e caponata. Il posto è fantastico, siamo sul mare. E quindi ragazzi vi diciamo buona cena. Ciao a tutti, ciao ciao. Ecco, questa sera abbiamo cenato qui al ristorante pizzeria bar da Angelina, appunto sulla marina di Giardini Naxos. Abbiamo mangiato divinamente. Consigliatissima la pasta alla norma, il pesce spada alla messinese e la caponata che è più una peperonata, ma veramente ottimo, tutto veramente buono e i prezzi sono davvero normali, molto molto tranquilli, quindi consigliatissimo, si mangia sul terrazzo fronte mare, quindi serata splendida.
Amici, andiamo a dormire adesso però. Buonanotte, ciao! E con questo saluto vi invitiamo a ritrovarci nella prossima tappa della nostra vacanza, che sarà a Caltagirone. Quindi niente mare, ma ceramica d'arte e tanto altro. Seguiteci! Grazie amici di Giorgio Camporese che amate le